Il senatore Sallemi, Fratelli d'Italia, ha scritto un post penoso dove ricorda i fascisti morti ad Accalarenzia e scrive: «Una colpa essere di destra. No, senatore, è una colpa essere fascisti oggi in Italia. Dovrebbe essere un reato secondo la nostra Costituzione. Poi dovrebbe saperlo lei, visto che è senatore». Come ogni 7 gennaio i topi di fogna escono, si fanno la loro bellissima parata nostalgica sotto gli occhi di tutta Italia e nessuno glielo impedisce. Nessuna forza dell'ordine interviene. Presenti anche alte cariche istituzionali come il vicepresidente della Camera dei Deputati Rampelli. Continuare allegramente nel 2026 inneggiando ideologie in teoria morte e non costituzionali dovrebbe essere un reato per la nostra democrazia. Democrazia vuol dire dare spazio ai fascisti e la legge Scelba che si vada allegramente a farsi fottere.